Benvenuti, martedì 1 luglio, Focus TG da mezzogiorno che rispettiamo con grande precisione perché sono le 12 in punto fino alle 13:30. Staremo insieme per parlare di attualità, per parlare di caldo, naturalmente uno dei temi principali della giornata. Parleremo anche di maltempo perché non manca nemmeno quello, poi naturalmente la cronaca con la frana che continua, diciamo, a tenere alta la preoccupazione nella zona di Borca di Cadore e quindi poi di conseguenza anche San Vito e Cortina d'Ampezzo, quindi certamente anche da lì arrivano informazioni importanti e delicate, ecco, diciamo così. Poi la cronaca con i furti e tutto quello che riguarda ciò che sta accadendo, dicevamo, a nord-est. Allora, tra poco apriremo un'ampia pagina dedicata proprio al caldo, alle iniziative, addirittura alle decisioni assunte riguardo ai cantieri che in questi giorni sono aperti in molte città del nostro nord-est e che dovranno essere sospesi nelle ore più calde della giornata, ma ce ne parlerà tra poco Valentina Visentin. Una pagina politica, tanto per aprire, perché comunque ovviamente adesso sta tenendo banco la questione delle elezioni regionali, ma soprattutto la ricerca del candidato del centrodestra, se sarà un candidato unico o se, come qualcuno ipotizza, ci può essere anche la prospettiva di una Lega che correrà da sola. E proprio per questo a Treviso c'è stata una riunione con i segretari di sezione del partito, della Lega, proprio per parlare di questo, cioè di una corsa solitaria. La base ci crede e secondo loro la direzione da prendere è quella. Il verbale della serata verrà inviato al segretario veneto Stefani, ma insomma pare che ci sia movimento anche a Vicenza, Venezia e Padova su questo. Ascolteremo la base. Una veloce battuta prima di entrare che definisce il nocciolo della questione. La vitalità della Lega sta nella sua base. Per non soccombere alle prossime regionali a Fratelli d'Italia, da qui bisogna ripassare. Alleati che insieme a Forza Italia hanno respinto l'istanza del terzo mandato. E allora andiamo da soli, è stata l'immediata scontata reazione dei leghisti. C'è la necessità di chiarire a livello almeno di segreteria di sezione, mandando dei messaggi alla nostra segreteria provinciale, di esprimere un po' il disagio che si è vissuto in questi periodi, quando abbiamo visto un atteggiamento ostile da parte dei nostri alleati a Roma che non hanno determinato la modifica della legge che riguarda i limiti dei mandati dei governatori delle regioni. Più ponti o più sbarramenti? Ci vogliono i ponti e anche gli sbarramenti. Serata partecipata, al K3 la sala è piena, i rappresentanti delle sezioni che non sono potuti intervenire si sono fatti prontamente sostituire. Dibattito franco e unanimità di intenti, all'uscita facce soddisfatte e determinate. Allora, contenti dell'incontro? Certo, sì, abbiamo fatto una buona riunione con tutti i segretari di sezione ed è emerso, siamo contenti, dai. Prima di tutto che vuole il rispetto reciproco. Se certa gente si scalda un po' la testa, vuole fare i sapientoni, noi altri non ci stiamo. Naturalmente la democrazia esiste e il rispetto reciproco. E pensiamo che i veneti abbiano avuto delle soddisfazioni col governatore della Lega Nord o della lista Zaia, che la Zaia è Lega Nord, è Lega o Liga Veneta. Abbiamo dato l'incarico al segretario provinciale Quinn di riferire l'esito degli umori e delle proposte che sono emerse dall'Assemblea. Si chiede la continuità del buon governo che c'è stato, riconosciuto dai cittadini del Veneto, con un candidato che a questo punto sia la continuazione del lavoro fatto dal nostro movimento e l'importanza di avere una lista Zaia a seguito per testimoniare la bontà di quanto è stato fatto finora. Quindi un candidato leghista, insomma. Insomma, non possono pretendere di vincere 4-0. La base chiede di dare continuità a quella che è l'amministrazione uscente
e quindi con un candidato della Lega, una corsa in coalizione con un candidato della Lega e con una presenza di Luca Zaia importante. Ogni serata la verbalizziamo e quindi anche qui ci sarà un verbale che poi invieremo alla segreteria regionale, come facciamo ogni volta che facciamo una riunione qui al K3, e questo è quello assolutamente... Messaggio a Stefani, insomma. No, assolutamente messaggio a Stefani, una condivisione di una riflessione che secondo me sposerà anche lui, perché noi vogliamo aiutare la Lega a fare le scelte migliori per i cittadini del Veneto, e l'abbiamo fatto ascoltando la base. È in attesa sempre di aprire la nostra pagina sul caldo, chiamiamola così, e quindi sulle difficoltà che stanno per arrivare ancora di più nei prossimi giorni dal meteo, ecco, chiamiamolo così. La cronaca che ci porta a quello che è accaduto lungo la Romea, che davvero è una strada sempre purtroppo molto molto pericolosa. C'è stata un'ennesima tragedia con 2 coniugi di Portoviro che sono morti, che erano a bordo della loro auto quando un tir li ha travolti, e ci sono anche degli altri feriti, compreso l'autista del mezzo pesante. Una coppia unitissima, affiatata, sempre assieme. Chi conosceva Rino Vendemiati, 60 anni, noto DJ, e la moglie Marina Passarella, 55enne, non si dà pace. Quando la notizia della loro morte in Romea ha raggiunto il Polesine è stato uno shock generale. La tragedia di prima mattina tra Casal Borsetti e il Ponte Bellocchio. I coniugi sono a bordo della loro auto quando un autotreno che procede in direzione Venezia li travolge in pieno, pare a causa di un'invasione di carreggiata. Una traiettoria impazzita, almeno 3 auto e un furgone riescono a schivare il tir finendo fuori strada. L'impatto non lascia scampo a marito e moglie, inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, ferito gravemente ma fuori pericolo di vita il camionista, un 32enne ucraino. Conseguenze fortunatamente non letali per altre 4 persone che vengono portate tra gli ospedali di Cesena e Ravenna. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi, il tratto di strada viene chiuso con disagi inevitabili. Rino e Marina, una passione in comune per la musica e il ballo, vivevano a Portoviro, dove il sindaco Mario Mantovan ha subito espresso la vicinanza dell'intera comunità, scontata l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale plurimo. Ancora la cronaca, ancora gli incidenti, con il cordoglio Eraclea per la morte del 54enne Massimiliano Burato, vittima dello schianto avvenuto sulla provinciale 54 alla guida del furgone Volkswagen Caravelle. C'era il padre Sergio che ha perso il controllo del mezzo finendo sul guardrail. Il cuore di Burato, fragile per la sua disabilità, non ha retto. L'uomo è morto davanti al padre e alla madre Angela, anch'essa a bordo del furgone. Sul posto i vigili del fuoco di San Donato, i sanitari del 118, l'elicottero del SUEM, purtroppo vano questo intervento. E poi un grave incidente anche nei pressi della Bretella dell'Albera, una moto, quindi parliamo del Vicentino, una moto si è schiantata contro un'auto che viaggiava contromano, un tratto di strada pericoloso, denunciano da mesi i cittadini. Le condizioni di salute sono preoccupanti per un motociclista di 41 anni di Isola Vicentina ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo aver frontalmente impattato con la sua Yamaha contro un'auto che giungeva in direzione opposta. L'ambulanza del SUEM lo ha trasportato in codice rosso, la prognosi è riservata. L'incidente è accaduto verso le 9:30 in strada Pasubio, lungo la rotatoria che immette sulla Bretella dell'Albera. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, ha constatato che l'automobile viaggiava in contromano rispetto al senso di marcia, una circostanza che si è ripetuta più volte in questo posto, come avevano già denunciato i cittadini ai microfoni di Rete Veneta dopo l'apertura della nuova infrastruttura. Sì, ci sono delle incompressioni in chi guida e chi entra non è ben visibile. Anche qua l'ha presa in contromano un paio di volte, anche l'ultima volta 20 giorni fa è successo un incidente, ha fatto un frontale lì davanti. È una problematica un po' così, non lo so. Gli utenti che passano probabilmente non è
non è così chiara come rotatoria. Sono cose importanti perché va a rischio la vita della gente, insomma, c'è gente che si è fatta male, ecco per esempio quel signore lì che è andato via, lo zio ha fatto un frontale qua ed è stato messo veramente male. Sì, certamente deve essere completata. Ci sono delle mancanze, per esempio l'illuminazione. Questa rotatoria per 6 mesi è stata spenta, adesso l'hanno riattivata e dall'altra parte invece è stata spenta automaticamente di nuovo. Le rotatorie da comunicare bene per evitare anche incidenti. Tutti i passaggi insomma, che avevano promesso è giusto che venga mantenuto a tempo dopo un anno di apertura. Le problematiche della bretella dell'Albera erano già state sollevate nel tempo alle diverse istituzioni competenti. La provincia aveva iniziato ad introdurre alcune modifiche nei tratti più critici. Quello che mi sento di dire in questo momento, al di là della vicinanza appunto delle persone che sono state coinvolte, sicuramente l'ennesimo invito a rispettare con attenzione quelli che sono i divieti, la segnaletica, affinché si eviti il più possibile questo tipo di dinamiche. Attualmente non rimane che attendere quelli che sono gli esiti delle verifiche che verranno fatte e su quelle magari si può fare un commento più dettagliato. Adesso apriamo una pagina che riguarda quello che sta accadendo in Cadore con le frane, quindi una situazione sempre molto critica. C'è stata una nuova frana con un accesso difficile a Cortina d'Ampezzo, nessun veicolo coinvolto, però occorrono lavori per ripristinare questo tratto. È stata San Vito di Cadore a essere coinvolta, località Dogana Vecchia, e quindi parliamo sempre della statale 51. Non sono stati coinvolti veicoli e persone, la statale è stata temporaneamente chiusa e ovviamente i vigili del fuoco al lavoro. Ma sentiamo un po' il punto della situazione fatto dall'assessore regionale Giampaolo Botaccini. Si è verificata questa notte una colata detritica tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo piuttosto rilevante, con decine di migliaia di metri cubi di materiale che sono scesi a valle e che hanno interessato, tra le altre cose, anche la strada statale 51 di Alemagna, che risulta chiusa tuttora. Il materiale anche questa mattina continuava a scendere, ha interessato anche il Boite, tanto è vero che questa notte già subito il Genio Civile è intervenuto per verificare le condizioni del libero del flusso delle acque del Boite. ANAS ovviamente ha chiuso la strada e si sta attendendo appunto che la strada venga liberata, ma fin tanto che continua a scendere materiale questo non sarà possibile, pertanto la strada statale rimane chiusa. Questa mattina il prefetto di Belluno ha convocato una riunione in comune di San Vito di Cadore per fare il punto della situazione e per verificare quali azioni possono essere messe in campo per cercare di mitigare la problematica. E sempre su questo argomento ci colleghiamo in diretta con il nostro Stefano Bozzi che è collegato al telefono con noi. Buongiorno, allora ci fai un po' il quadro della situazione. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. È un connubio tra incredulità ed esasperazione il sentimento che aleggia questa mattina a San Vito di Cadore, e a ciò aggiungerei anche la paura per quello che sta davvero diventando un incubo senza fine, perché ciò che è accaduto la notte scorsa è solo l'ultimo di una lunga serie di distacchi detritici dal Sorapis, in particolare dalla Croda Marcora, che ormai si fa fatica a tenere il conto. L'avete sentito, attorno a mezzanotte nella zona di Dogana Vecchia tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo la colata detritica è scesa a valle invadendo la strada statale 51 di Alemagna, ovviamente interdetta al traffico, e questa volta, come hai detto bene tu, fortunatamente l'evento si è verificato in un'area priva di abitazioni e senza il coinvolgimento di autovetture. Le ultime stime parlano di un fronte largo 100 metri e alto 4 che corrisponde a decine di migliaia di metri cubi di acqua, fango e detriti, di cui almeno 2000 metri cubi solo nella sede stradale. Questo materiale era il risultato di anni di accumuli detritici che sostavano, passatemi il termine, silenti in un'area boschiva a monte di Dogana Vecchia. La colata prodotta dalle precipitazioni della notte scorsa è però una prima assoluta, e questo perché il fronte si è diviso in due canali, di cui uno avrebbe raggiunto proprio questo accumulo di cui vi parlavo, appunto innescandolo. Parliamo comunque di prime ricostruzioni, ma servirà del tempo affinché i sopralluoghi chiariscano esattamente la dinamica
drammatica, anche perché ci sono molti aspetti ancora da chiarire. Su tutti l'acqua che continua a scorrere incessantemente come se si fosse accumulata sotto ai detriti e che bisogna rimuovere il prima possibile, perché rappresenta un po' quello che è il motore della colata. Resta il fatto che i distacchi ormai, come detto, non si contano più, e se non più tardi di ieri dal vertice convocato in prefettura sembrava che il fenomeno fosse concluso, la montagna ha risposto con una colossale smentita. Vero che non si tratta meramente di una frana, come è accaduto nei giorni scorsi, avete visto le immagini del depositarsi della polvere in paese a San Vito, ma quel fenomeno era causato da vere e proprie frane scese dalla parete che incombe sull'abitato, mentre qui siamo molto più vicini, tanto per intenderci, a quello che è accaduto nelle scorse settimane a Cancia di Borca di Cadore, e cioè l'innesco di una colata detritica. E questo è un fenomeno di natura diversa, che parte da un accumulo di materiale instabile che a seguito di precipitazioni copiose può essere innescato e quindi cominciare la sua discesa verso valle fino al momento in cui raggiunge un punto dove accumularsi. E che dire, siamo in una zona dove la roccia è marcia, soggetta allo sgretolamento, come testimoniato anche dalla morfologia delle montagne qui attorno, che ci parlano di una storia di distaccamenti fin dall'antichità, che poi è ciò che conferisce anche a queste montagne la loro bellezza e le loro forme così caratteristiche. Alle cause geologiche intrinseche però, va detto, dobbiamo aggiungere anche quelle climatiche, perché con le temperature altissime di questo periodo, con lo zero termico oltre i 5.000 metri, dati mai registrati, che spaventano ancora di più se pensiamo che siamo solo al 1° di luglio, queste cause climatiche da un lato intensificano i temporali e le perturbazioni intense, e dall'altro contribuiscono allo scioglimento del permafrost, che per chi non lo conosce potremmo immaginarlo un po' come uno scheletro ghiacciato all'interno della montagna, che la tiene anche un po' insieme. Parliamo quindi di un territorio complesso e imprevedibile, ma è l'intensificazione della frequenza di questi fenomeni nell'ultimo periodo a destare non poche preoccupazioni. So ancora un minuto per concludere, torno un istante sulla chiusura dell'Alemagna, che vorrei ricordare è la strada di accesso alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che rimarrà interdetta tutto il giorno sicuramente, e poi bisognerà capire per i prossimi. Gli operai sono comunque già al lavoro per rimuovere i detriti, anche se la frana, avendo creato una sorta di alveo naturale di contenimento delle ulteriori colate che tuttora si stanno verificando, per ora questo alveo viene mantenuto per ragioni di sicurezza, quindi si lavora ma cercando di mantenere questo canale, che potrebbe essere anche una garanzia di una maggiore sicurezza nel caso di ulteriori distaccamenti. Erano previsti i lavori sul passo Tre Croci e sono stati sospesi perché il traffico viene deviato proprio lì, all'altezza di Tai di Cadore. Quello che è certo è che gli abitanti della Valle del Boite da settimane non dormono più sonni tranquilli, e che ogni volta che si approssima una grande precipitazione i nasi vanno all'insù e la preoccupazione dilaga in paese. Mi permetto anche di aggiungere che è sconsigliabile, assolutamente sconsigliabile, transitare in auto in caso di fenomeni metei intensi all'interno delle strade montane. Sono in attesa, qui chiudo veramente, della chiusura del tavolo al comune di San Vito, che è dove mi trovo proprio in questo momento e che è iniziato pochi minuti fa, e molte delle cose di cui vi sto parlando sono informazioni che ho sentito proprio dall'uscio della porta, quindi sono informazioni proprio dell'ultimo minuto. Posso dirvi che si è esordito parlando della necessità di ricercare soluzioni pratiche e strutturali per poter continuare a vivere in questo territorio, capire che cosa può ancora scendere a valle, capire di quali strumenti dotarsi per la tutela della popolazione e per la tutela della sede stradale, che, ripetiamolo ancora una volta, è la strada di accesso alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Chiudo anticipandovi che per il pomeriggio è previsto dall'arrivo del capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Fabio Siciliano. Federico. Grazie a Stefano Bozzi, grazie per questi aggiornamenti. Bene hai fatto a ricordare che si tratta della strada di accesso a Milano Cortina. C'è stato anche un vertice in prefettura su questi distacchi, allora un breve riassunto di come è andato questo vertice istituzionale nel servizio di Tiziana Bolognani.
È stata la prima preoccupazione, tanto è vero che ieri mattina abbiamo interessato subito ARPAV per fare un monitoraggio per capire la natura di questa polvere. Per poco la sappiamo, vuol dire, ma gli effetti che questa può avere sulla salute. Prima lo stupore di trovarsi di fronte a un paesaggio simile invernale, poi la preoccupazione perché quella coltre lattiginosa che ha ricoperto strade, tetti, auto, balconi, un po' di timore l'ha suscitato fra i cittadini di San Vito di Cadore che da 2 settimane stanno con il naso all'insù, occhi fissi, puntati verso il costone di Croda Marcora che si sgretola come fosse gesso. Anche di queste paure si è parlato al tavolo convocato a Palazzo dei Rettori. C'è stata effettivamente questa preoccupazione, qualcuno girava con la mascherina. La prima risposta che ci hanno dato è che questa materia non è, scusate il termine banale, velenosa, e quindi insomma se è assunta in determinate quantità. Nelle scorse ore i distacchi si sono succeduti incessantemente, gli ultimi in mattinata, e fino ad ora i crolli non hanno coinvolto il centro abitato di San Vito, ma l'attenzione resta alta. Bisogna fare un monitoraggio per capire se ci sono movimenti ulteriori, perché questo non possiamo saperlo, e quindi con dati veramente tecnici, scientifici, dobbiamo valutare il tutto. Verrà convocato un tavolo a livello provinciale dove chiameremo tutti quanti, anche la Regione, l'ARPAV e tutte le forze dell'ordine, anche i comuni interessati, per gestire anche tutti i sistemi di allarme e anche per capire come che tutti questi sistemi interagiscono tra di loro. Serve perciò una concertazione anche per i sistemi di allarme attivati per le situazioni d'emergenza lungo la 51 di Alemagna, da Acquabona, monitorata da ANAS, Rio Rudan, da Regione Veneto, Cancia, dalla provincia, e poi il Marcora, i cui distacchi, specie l'ultimo, erano stati ampiamente previsti dal geologo incaricato da Palazzo Piloni. Non bisogna mai abbassare la guardia e continuare a monitorare con occhio attento eventuali fenomeni più importanti, ma chiaramente molto più difficili e attualmente non sostenuti da nessuna prova, quindi nella tranquillità che è quello che abbiamo in questo momento. Sono fenomeni che si sono esauriti, c'è un continuo stillicidio di crolli che sono legati a fenomeni corticali, superficiali, e andremo a vedere oltre. Attualmente non ci sono pericoli imminenti, evidenti. I cittadini perciò possono dormire sonni tranquilli. Croda Marcora si sta sgretolando, ma il fenomeno avviene da sempre e ci si deve convivere. Al momento non si ravvisano questi pericoli, se non quelle conseguenze che purtroppo sono verificate l'altra notte, dovute alla nube e alla polvere che si è depositata sulla strada e sulle abitazioni. E allora questa era un po' la pagina dedicata a quello che sta accadendo in Cadore. Adesso però parliamo di caldo e lo facciamo collegandoci con il centro ARPAV di Teolo sui Colli Ganei, è il centro regionale dal quale è collegata con noi Valentina Visentin, che è in compagnia credo di Cristian Roccaiende. A te Valentina. Sì, buongiorno Federico, siamo proprio nel centro ARPAV di Teolo, da qui insomma vedremo e capiremo come sarà l'andamento delle temperature nei prossimi giorni. Quel che è certo è che insomma un caldo veramente anomalo per essere stato fine giugno, e anche la Regione Veneto è corsa ai ripari con un decreto che tutela i lavoratori che operano all'aperto e sono esposti a temperature elevate e radiazioni solari. Infatti nel pomeriggio a Venezia ci sarà il primo tavolo del Comitato regionale di coordinamento, perché a fronte di questa ondata di calore che sta interessando tutta l'Italia, ma anche in Veneto in particolare, il Presidente Zaia vuole emanare un decreto che mira a tutelare la salute dei lavoratori che non operano all'interno di ambienti climatizzati, ma si trovano a lavorare all'aperto. Nella fattispecie pensiamo ai tanti cantieri estivi che vediamo lungo le strade del nostro territorio. Il provvedimento recepisce le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, che è stato approvato nella conferenza delle regioni e delle province autonome. Appunto raccomanda ai datori di lavoro di limitare o di evitare le attività lavorative nelle ore più calde della giornata. Ma com'è andata questo giugno con delle temperature da record? Ce lo spiega Stefano Veronese, che è meteorologo ARPAV, che fa il punto della situazione e poi ci dirà insomma cosa aspettarci per i prossimi giorni.
Beh, anzitutto penso che valga la pena di dire che il giugno che è appena terminato è stato il giugno più caldo a livello di temperature medie degli ultimi 30 anni, quindi addirittura più caldo del famoso famigerato giugno del 2003. E già questo è un punto di partenza non da poco. E oggi è ancora caldo sopra la media, però insomma è un po' meno caldo rispetto ai giorni precedenti, però è temporale nella situazione, perché nei giorni prossimi dobbiamo aspettarci un ulteriore incremento del caldo col picco che arriverà tra venerdì e sabato prossimi. A quando invece un'inversione di rotta? Quando si abbasseranno le temperature, se sono previsti temporali? Sì, poi appunto dopo sabato, quindi soprattutto domenica direi, arriverà una perturbazione da nord-ovest, adesso è ancora molto lontana, però arriverà questa perturbazione che porterà un significativo ricambio d'aria, però considerando l'aria che arriva e l'aria preesistente ci sarà un forte scontro di masse d'aria molto diverse, quindi dobbiamo aspettarci fenomeni molto intensi, quindi temporali particolarmente intensi sia in montagna sia in pianura. Dopo questi temporali, che proseguiranno per alcuni giorni, la settimana prossima diciamo che probabilmente non sarà all'insegna dell'anticiclone subtropicale africano, e già questa è una notizia. Le temperature saranno prossime alle medie tipiche di luglio, quindi non è che sarà fresco, però sicuramente rispetto a questi giorni sentiremo un giovamento di sicuro. Ecco, diceva, le temperature si abbasseranno ma resteranno comunque alte rispetto a luglio di qualche anno fa, di 30 anni fa. Facendo un paragone, l'estate è diventata effettivamente molto più calda. Sì, ci siamo abituati, purtroppo c'è da dire, ad una situazione climatica particolare nella quale non c'è più il famoso anticiclone delle Azzorre che ci portava sì caldo, però un caldo non particolarmente afoso, e ci dobbiamo abituare a una sempre più incursioni verso le nostre latitudini dell'anticiclone subtropicale africano, che è sempre alta pressione però con masse d'aria completamente diverse, e appunto ce ne stiamo rendendo conto in questi ultimi anni. Grazie allora a Stefano Veronese di ARPAV. Io restituisco la linea ma vi lascio con il servizio, perché appunto in apertura dicevamo è attesa questa ordinanza della Regione per limitare le ore di lavoro all'esterno nei momenti più caldi della giornata. Anche a Padova, dove sono in corso ovviamente i lavori del tram e sono numerosi i cantieri, le aziende stanno rimodulando i turni di lavoro degli operai. Dalla sede ARPAV è tutto, la linea può tornare allo studio. L'estate è la stagione in cui i cantieri stradali proliferano, visto il traffico ridotto e le scuole chiuse, e Padova, con le 2 nuove linee del tram da completare entro il 2026, sta approfittando del periodo per realizzare i lavori nei punti cruciali della viabilità. Tuttavia il gran caldo rende difficile, se non proibitive, le condizioni di lavoro degli operai che stanno realizzando le linee SIR 2 e SIR 3. Le aziende che hanno i cantieri hanno rimodulato gli orari dei loro dipendenti, anticipando i turni del mattino alle 5, in modo tale da approfittare delle temperature di qualche grado inferiori rispetto alle ore centrali della giornata. Si evita di lavorare anche dopo la pausa pranzo, spostando i turni nelle ore serali e notturne, e in caso si prediligono i cantieri nelle zone dove c'è maggiore ombra. Stiamo aspettando in queste ore un'ordinanza regionale che vada a normare in maniera complessiva la possibilità di stoppare il lavoro nelle ore più calde. Noi siamo già in contatto con le aziende che stanno lavorando sul tram, ragionando sul problema, e quindi già in sinergia con loro stiamo intervenendo, non lavorando nelle ore più calde, e fare i lavori o la mattina presto o nel tardo pomeriggio, compatibilmente con la questione del rumore. L'ordinanza regionale però permetterà di coordinarsi in tutta la regione, e quindi sarà più efficace, in quanto oggi alcune aziende lavorano in un territorio comunale ma devono aspettare materiali da aziende che lavorano in altri comuni, quindi riuscire con un provvedimento comunale a organizzare gli orari risulta parzialmente efficace. La Regione Veneto, sulla scia di altre regioni che si sono già dotate, sta lavorando ad un'ordinanza per bloccare i cantieri stradali nelle ore più calde per tutelare la salute degli operai. Nel frattempo sono state già date indicazioni come l'assunzione di acqua e sali minerali e di utilizzare indumenti adeguati.
Grazie a Valentina per questo collegamento e anche per gli aggiornamenti. Adesso ringraziamo Marta Marangon che ci ha aspettato e con la quale ci colleghiamo perché sì, c'è il caldo ma c'è anche il maltempo e quindi preoccupazione nell'area di Montebelluna. Cos'è successo, Marta? Sì, buongiorno a te Federico e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, possiamo dire che sono proprio due facce della stessa medaglia. Da un lato il caldo torrido, quello che è già tornato qui a Montebelluna, dall'altro i temporali sempre più violenti che si abbattono. In particolare nella serata di ieri è stato soprattutto il vento ma anche la grandine a causare problemi nella fascia pedemontana della Marca. Particolarmente colpiti i comuni di Montebelluna, di Cornuda, di Maser. Qui siamo appunto a Montebelluna, si sono registrati diversi danni causati soprattutto dal vento che ha divelto alcuni alberi, alcune tettoie sono volate. Qui appunto vedete questo grosso albero, siamo proprio in centro a Montebelluna tra le poste e la caserma dei carabinieri. Qui con me c'è il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Grazie sindaco per essere qui con noi. Un po' un bilancio allora di questa ondata di maltempo, purtroppo l'ennesima che si è abbattuta su questo territorio. Almeno la seconda negli ultimi 15 giorni, questa volta un po' più tenue. Come sempre un ringraziamento ai volontari della Protezione Civile che hanno messo in sicurezza tutto ciò che era da mettere in sicurezza e agli amici dei Vigili del Fuoco. Abbiamo avuto questo albero abbattuto qui nei pressi del parcheggio 10 Martiri, qui in centro presso la posta, la caserma dei Carabinieri. È volato una struttura di lamiera che il Comitato Civico di Guarda ha utilizzato per la sagra. Alcune transenne sono state spostate in via Piave dove stiamo transennando, la guaina di un solaio a San Gaetano e un po' di ghiaino nella presa venti del Montello via Bongiovanni. Quindi tutto sommato dei danni che sono stati limitati, ma soprattutto tutto è stato messo in sicurezza a tempo di record direttamente dai nostri volontari, dagli operai comunali e dai vigili del fuoco. Infatti insomma si sono attivati davvero tempestivamente, i segni sono pochi ancora rimasti in città. Quel che è certo è che questi fenomeni sempre più ravvicinati e sempre più violenti impongono anche a voi amministratori delle riflessioni straordinarie sulla mitigazione e sull'adattamento anche delle nostre città a questi fenomeni. Certamente, ad esempio il monitoraggio del verde pubblico che noi facciamo regolarmente, nonostante ovviamente abbiamo il dovere morale di aumentare le piantumazioni. Ricordo domenica abbiamo provveduto alla consegna di 156 piante per tutte le famiglie che hanno avuto un bambino e la piantumazione di un ulteriore albero, un faggio nel nostro bosco della vita. Tuttavia le alberature già presenti devono essere assolutamente monitorate. Tutti quanti siamo amanti del verde pubblico, il verde pubblico è il futuro. Partiremo anche con i camminamenti di riqualificazione urbana proprio qui dietro con i fondi della SISUS. Tuttavia abbiamo l'impegno morale di monitorare costantemente, pur non avendo ovviamente la sfera di vetro, tutto il verde pubblico per fare in modo che non debba nuocere alla salute e alle cose. Allora, da Montebelluna per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Marta, grazie al tuo ospite, al sindaco di Montebelluna e grazie anche a Matteo Migot che era con te. Per quanto riguarda il caldo ci possono essere anche degli effetti cosiddetti collaterali. Infatti la Coldiretti di Vicenza lancia l'allarme per la salute degli animali negli allevamenti, c'è addirittura un calo della produzione. Allora per noi Daniele Garbin è in una stalla di Grisignano di Zocco per verificare la situazione, è con Simone Squarcina e ci racconta che cosa ha trovato. Daniele.
Sì, buongiorno Federico, confermo, un saluto anche ai telespettatori, siamo nell'azienda agricola Cabianca nella frazione di Poiana di Granfiona, Grisignano di Zocco, sono circa un allevamento di 80 vacche in produzione, 110 in questo momento, vedete anche in azione le doccette perché il tema è il caldo eccessivo non colpisce solo le persone ma a patirne in modo particolare gli animali, anche se qui sono stati installati grandi ventilatori e si cerca di tenere sotto controllo la temperatura, il problema resta per la produzione del latte, proprio per gli animali che sopra i 20 gradi cominciano a ridurre proprio la quantità, parliamo del 15% in meno a produzione del latte, ma perché il latte è leggermente, insomma, molto più anacquato, diciamo così, con una parte grassa inferiore, e quindi questa situazione che riguarda in questo caso specifico l'allevamento degli animali è importantissima, soprattutto per quello che riguarda i conti alla fine, perché c'è un aumento della situazione dell'energia elettrica per mettere insieme questi surplus come per gli umani i climatizzatori e i sistemi proprio di areazione, e a fronte di una riduzione della produzione. La riduzione di produzione riguarda anche altri settori, gli allevamenti avicoli, anche lì intorno al 15%, dice Coldiretti, la produzione di miele, ma anche i maiali mangiano meno, e quindi è una situazione assolutamente che perdura e quindi che si affianca anche al problema della siccità, perché comunque l'aumento delle temperature mette in crisi l'irrigazione dei campi e anche il poter effettuare della raccolta, poi più avanti si mette in crisi quello che viene dato da mangiare agli animali. Una particolarità ci raccontavano qui i titolari, i gestori di questa stalla, è che questi animali non erano qui gli anni scorsi in questo periodo, perché c'era l'abitudine di portarli nell'altopiano a passare l'inverno a temperature ben diverse per la loro salute, e da quest'anno non sono più andati per il problema del lupo, il lupo che ha predato gli allevamenti, e quindi per una questione proprio di tutela da quest'anno sono rimasti qui in pianura a queste temperature. È una situazione veramente grave ed è solo l'inizio dell'estate, e quindi sono preoccupati gli allevatori e la Coldiretti, come dicevi, per quello che sarà l'andamento di questa stagione. In questo momento è tutto qui da Grisignano di Zocco. Federico, ti restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele, naturalmente altri servizi poi nei nostri notiziari per raccontare quello che sta accadendo con queste varie sfaccettature legate al caldo, dal traffico ai cantieri, agli animali, al meteo, insomma veramente un caldo che coinvolge un po' tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, e purtroppo c'è anche il dolore nella casa di Bessica di Loria, dove vive a sede l'azienda dell'imprenditore edile 48enne morto ieri nel Bolognese per un colpo di calore. Così Chiara Gaiani con Alessandro Costacurta sono andati proprio a casa di questo imprenditore raccogliendo le parole del figlio. Sentiamo. Un pellegrinaggio continuo nella casa di Ibrahim Ait El Ajam, l'imprenditore di origine marocchina di 48 anni che è morto ieri a Bologna per un colpo di calore. Stava lavorando all'interno di una scuola, lui era il titolare di una ditta, la Veneto Pavimenti, con 2 dipendenti, che aveva vinto un appalto nel parcheggio della scuola a San Lazzaro di Savena nel Bolognese. Stava completando il lavoro, aveva anche chiamato la moglie dicendole: prepara il pranzo, finisco e torno a casa, quando è stato colto da un malore che gli è stato fatale. Subito sono stati chiamati soccorsi da parte dei colleghi che erano con lui, soccorsi che però si sono rivelati vani. I medici e i sanitari del 118 hanno provato di tutto per rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare, e qui davvero oggi è il giorno del dolore. Sono arrivati amici anche dalla Spezia, anche da Piacenza, è arrivato anche il fratello che vive in Francia, si aspetta per poter dare una degna sepoltura a Brahim. Sulla sua morte a Bologna è stata aperta un'inchiesta, probabilmente sul suo corpo verrà eseguita l'autopsia. Brahim era una persona davvero molto stimata, molto amata, intanto
tanti hanno voluto rendere omaggio alla famiglia. Qui vive la moglie con 3 dei 4 figli, una famiglia anche molto inserita qui a Bessica di Loria. Il grande dolore che stanno vivendo in questo momento per una morte che loro stessi non si sanno spiegare, è stato un colpo al cuore. Abbiamo perso un padre, un fratello, ci hanno detto in tanti in questi minuti in cui siamo stati qui con Alessandro Costacurta. Questo grande dolore lo ha espresso il figlio di Ibrahim Salah. Allora sentiamolo insieme. C'è un pellegrinaggio qui di persone che vengono a dirvi quanto bene hanno voluto a tuo padre, è una cosa commovente. Altre regioni per venire a darci le condoglianze, ci sono tante persone qua per lui che gli hanno sempre voluto bene, che sono sempre state vicine a lui come lui a loro. E niente, Dio l'ha voluto e l'ha portato via con lui. Come è andato con il sorriso stampato in faccia, quando sono andato a vederlo aveva il sorriso a tutti i denti, si vedeva. È morto felice, questa cosa mi rende anche, cioè, mi solleva un po' dal dolore perché è morto felice, è morto non... che non ha... Stava facendo una cosa che comunque lui ci teneva molto al suo lavoro, tra l'altro era molto apprezzato nel suo lavoro. Sì, era molto apprezzato, sempre stato molto onesto con le persone, sempre fatto il suo lavoro fatto bene, come si deve, mi ha sempre insegnato che le cose per cui fa agli altri, lui le fa bene, così se lui chiama gente a casa nostra per fare qualche lavoro, vorrebbe che lo facessero bene anche loro. Niente. L'8 e il 9 giugno lui era andato a votare il referendum. Siamo andati tutti e due a votare il referendum perché l'hanno detto a scuola e gliel'ho riferito perché non si è parlato tanto in telegiornale, niente, quindi me l'ha solo detto una professoressa e io sono venuto a dirlo a mio padre, siamo andati a votare tutti e 3 al referendum. Purtroppo i referendum sul lavoro non sono stati promulgati. Questo che capita, niente. Faceva tanto caldo ieri, forse la morte di suo padre servirà per prendere consapevolezza del fatto che con queste temperature forse davvero non si deve lavorare. Speriamo che dopo sto fatto tutte le persone prendano come esempio mio padre, che vadano a votare per la loro salute, che c'è una famiglia, devono pensare che c'è una famiglia dietro di loro a casa che li aspetta. E non vorrei mai che qualcuno si sentisse come ci stiamo sentendo noi in questo momento. È veramente brutto perdere una persona così vicina e cara a te in una mattinata così che eravamo tutti felici e tranquilli con una chiamata. Perché c'era troppo sole, lavorava in cantiere. Gli ha avuto un colpo al cuore perché voleva che finiva il lavoro, ha chiamato mia madre e gli fa: io sto arrivando a casa per prepararmi il pranzo che per mezzogiorno, cioè per l'1 e 2 io sarò là. Niente. Parole veramente toccanti quelle di questo ragazzo che veramente rendono ancora più incomprensibile questa morte. Alte temperature, collegato ovviamente anche l'ozono, insomma sentiamo da Vicenza i consigli dell'amministrazione per difendersi in qualche modo. Aumento delle temperature oltre i 30 gradi, tempo soleggiato, condizioni che favoriscono l'innalzamento delle concentrazioni di ozono aumentate nelle scorse settimane. Fattori che hanno spinto il Comune a rivolgere dei consigli ai cittadini per la tutela della salute. I livelli di ozono sono alti quando ci sono condizioni di tempo stabile, alte temperature e soprattutto irraggiamento alto. A Vicenza la centralina del quartiere Italia ha registrato un superamento della soglia di informazione di ozono il 23 giugno. L'assessorato all'ambiente ricorda in caso di aggravamento dell'inquinamento da ozono le cautele consigliate ad anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da patologie polmonari e cardiache o a chi svolge attività lavorativa e fisica all'aperto.
È bene evitare prolungate esposizioni all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata, riducendo al minimo lo svolgimento di attività fisiche affaticanti. Le indicazioni di ARPA, soprattutto per le persone più sensibili come gli anziani e i bambini, sono quelle di rimanere al riparo, quindi all'interno delle proprie case, dalle 12 alle 18. In ogni caso, per tutte le altre persone, in caso di sforamento, di limitare per quanto possibile le attività all'esterno e soprattutto le attività di fatica e sportive all'esterno. E intanto Stefano Bozzi da San Vito ci manda la notizia che la statale 51 della Magna probabilmente rimarrà chiusa 3 giorni per gli ultimi smottamenti, l'ultima frana, quindi 3 giorni di chiusura per la statale della Magna e ovviamente grandissimi disagi per chi deve recarsi in Cadore. Ancora rimaniamo sul tema del caldo, perché l'emergenza caldo in qualche modo si collega anche al dramma della solitudine in questo caso, perché nel Vicentino è morto un veneziano di 57 anni che in difficoltà economiche viveva nella sua auto, una condizione di difficoltà comune anche ad altre persone. Sentiamo Daniele Garbin. L'afa e le temperature record di questo periodo alimentano l'emergenza caldo, una condizione che esaspera tante problematiche, in particolare quelle che riguardano le persone fragili che vivono in solitudine. Si chiamava Rodolfo Bertuolo, il vicentino di 57 anni, trovato morto nella sua auto, diventata di fatto la sua abitazione nel quartiere San Pio X. I sanitari del SUEM intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso per cause naturali, ma provocato dalle altissime temperature di questi giorni. Una condizione non isolata che accomuna altre persone, soprattutto uomini che in difficoltà economiche dopo una separazione si trovano di fatto in strada, come è accaduto a Graziano Dall'Aglio. Abbasso il sedile e mi metto lì, c'ho qualcosa lì, anche se per caso ho freddo tutto quanto, c'è una coperta che è una coperta che avrà 50 anni perché è una coperta di mio padre. I primi 3-4 giorni mi sono trovato all'improvviso così, non sapendo dove andare, sono rimasto in macchina. Poi cercando con aiuto anche da altri, mi hanno detto vai a vedere in certi posti di B&B e vedi come ti trovi, insomma, se ti danno una mano. Infatti questa persona qua che mi dà una mano adesso posso baciare i piedi perché mi sta aiutando tantissimo. Un'esperienza complessa e drammatica che alle tante preoccupazioni aggiunge la paura per le aggressioni in strada. Ci hanno provato. Io ero su un posto, si può dire parcheggio, per fortuna che mi sono messo davanti a una strada, qui Rampioni. Però c'erano 4 personaggi non italiani che hanno cercato di venire lì. Per fortuna che è passata una macchina, i vigilanti, tutto quanto, che ha puntato i fari e sono scappati. C'ho solo la pensione, vediamo come andrà a finire, andrò sotto un ponte e resterò lì. Perché se il comune dà più importanza a extracomunitari, africani e roba del genere, e non un italiano che ha fatto 40 anni di lavoro, pagando le tasse, pagando tutto e non fanno niente, cosa deve fare una persona? Adesso torniamo per un attimo al 3 luglio del 2022, quando il crollo sul ghiacciaio della Marmolada costò la vita a 11 alpinisti, tra loro anche Gianmarco Gallina, 32 anni, di Montebelluna, morto insieme alla compagna Emanuela. I genitori del giovane organizzano per il 2 luglio, quindi per domani alle 20, all'ex Museo dello Scarpone, Fondazione Sport System di Montebelluna, un convegno per valorizzare il lavoro dei soccorritori in montagna e ringraziare tutti quelli che in questi 3 anni sono stati vicini alla loro famiglia. Gianmarco aveva 32 anni, non ha fatto a tempo a compiere i 33. Quel giorno stranamente non guardavamo né televisione né telefono, eravamo in compagnia e poi il figlio minore ci ha chiamati e da là è cominciata la nostra nuova vita. 3 luglio
2022, sono le 13:43 di una calda domenica, quando un enorme seracco si stacca da Punta Rocca sulla Marmolada, causando la morte di 11 alpinisti. Tra loro anche il montebellunese Gianmarco Gallina con la compagna Emanuela Piranna di Bassano. Entrambi hanno 32 anni ed una vita che volevano costruire insieme, la nuova casa ad Asolo, la grande passione per la montagna. Erano appassionatissimi della montagna, per loro esisteva la casa, il lavoro e la montagna. I genitori di Gianmarco, all'avvicinarsi del 3° anniversario della tragedia, hanno voluto organizzare un incontro per sensibilizzare su un corretto approccio alla montagna e soprattutto per valorizzare il lavoro e ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per i soccorsi con dedizione assoluta in ogni momento, anche quando un violento temporale li aveva costretti a scendere a valle. E appena è smesso il temporale sono risaliti subito negli elicotteri e rischiando la loro vita. La mamma gli chiede: ma dove andate? Aspettate, non c'è fretta, non c'è. Invece no. Perché io non so se è una cosa che una mamma sente, ma io già dalla sera avevo realizzato tutto. Io dalla sera avevo realizzato che non avrei più rivisto nostro figlio, Emanuela e tanti altri. Ora parliamo di drammi della della solitudine che riguardano chi vive un po' ai margini della società, ad esempio in emergenza abitativa, ma anche anziani che soprattutto durante l'estate rimangono da soli. Cosa può fare il Comune, in particolare il Comune di Vicenza? Ne abbiamo parlato con l'assessore alle politiche sociali, Matteo Tosetto. Storie di solitudine, storie di vite ai margini, come il 57enne morto in macchina in un parcheggio a San Pio X a Vicenza. Il caso ovviamente della persona che purtroppo è morta a San Pio X nel parcheggio è un dramma che riguarda la nostra città in parte, nel senso che la persona non era residente a Vicenza ma era residente nel Veneziano e che per motivi diversi però si era recata sul nostro territorio. La solitudine è un problema. Molti aspetti sono ovviamente fragilità che oggi stiamo cercando in tutti i modi di affrontare, soprattutto anche con grandi difficoltà anche rispetto alle difficoltà economiche che abbiamo come Comune. SOS è la drammatica richiesta di aiuto lanciata da chi non ha un tetto, non ha una casa, non ha un luogo dove vivere. Sono sempre di più i cittadini che finiscono col dormire in automobile. C'è bisogno di fare rete, c'è bisogno che le istituzioni, gli enti, a cominciare dai comuni, raccolgano questo grido di disperazione. Il fatto che siamo in pieno momento di grave difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza abitativa, è da tanto tempo che continuiamo a dirlo, è un problema che non affronta solo la città di Vicenza ma tutto il paese. Tant'è vero che la città di Vicenza ha creato un'alleanza insieme a tantissimi altri comuni proprio per rivendicare degli aiuti importanti. Ricordiamo che sono 2 anni che non abbiamo uno stanziamento specifico dal governo per poterci dare dei soldi da poter poi erogare alle famiglie che sono in difficoltà a pagare gli affitti. Ma le storie di solitudine emergono sempre con più forza in estate. Sì, perché ci sono tante solitudini, anche quelle degli anziani che vivono da soli. Il Comune di Vicenza anche quest'anno, come ogni anno, ha attivato uno sportello specifico che è Vicenza Solidale, che invitiamo tutti a contattarlo qualora avessero bisogno, che risponde allo 0444 22 10 20. È uno sportello dedicato a richieste di informazioni. Alle persone che sono un po' più grandi di età possono rivolgersi a quello sportello anche solo esclusivamente per avere delle indicazioni, per sapere qual è quel centro di aggregazione sociale per anziani più vicino a casa loro, centri che sono rinfrescati perché hanno l'aria condizionata, centri dove possono stare in un momento con altre persone della loro età, con coetanei, quindi anche per fare delle attività ricreative, ma soprattutto per stare al fresco. Ed ora ci spostiamo a Pederobba perché c'è stata la tragedia con la morte della piccola Adna Islam, la bambina di 9 anni annegata sul Piave, risucchiata dalla corrente sotto le rocce di un salto d'acqua. Giorno del dolore a Cavaso, e nonostante la presenza dei cartelli di divieto di balneazione, c'era chi nelle ore immediatamente successive faceva tranquillamente il bagno come se non fosse accaduto nulla. Incredibile.
Da quanto so dovrebbe essere tumulata in Macedonia del Nord. Credo si stiano già attivando per questo. Riposerà per sempre nella terra dei suoi genitori, Adna Islam. La bambina di 9 anni è annegata sul Piave, nella zona già tristemente nota per fatti del genere, davanti all'entrata del cementificio Rossi di Pederobba. Il suo corpo, composto nell'obitorio di Montebelluna, dopo il recupero dei sommozzatori nel tardo pomeriggio di ieri sotto le crode del salto d'acqua, non sarà sottoposto ad autopsia. Così ha stabilito la Procura di Treviso, che sul caso ha aperto un fascicolo d'inchiesta per stabilire le responsabilità dell'accaduto, ma al momento senza indagati. Dopo l'incredulità, oggi è il giorno del dolore per l'intera comunità di Cavaso, dove la piccola Adna viveva con i genitori in questa casa del colmello di Pieve. Conosciamo la bambina molto integrata all'interno della classe, ecco, sarebbe andata in quinta elementare. Oggi per altri motivi ho sentito le maestre e sono sconvolte. Così come l'intera comunità macedone della zona, che ieri sera si è subito stretta attorno al papà Himmet e alla mamma Naila. A casa sua veniva una veglia, praticamente tutti i suoi amici, parenti. Una famiglia conosciutissima in paese, quella della piccola Adna. Il papà, arrivato in Italia da oltre 30 anni, lavora in una vetreria della zona. Una famiglia integrata, cittadini italiani che hanno cercato un futuro migliore per se stessi e per i loro figli. E purtroppo a volte il destino è terribile. Noi che siamo nati qui sappiamo quanto pericoloso sia il nostro amato fiume, il Piave. Eppure già il giorno dopo la tragedia, nonostante i cartelli con il divieto di balneazione, i bagnanti sono tornati nello stesso punto, come se niente fosse, mentre i vicini di casa della famiglia Islam sostavano sulla riva per un saluto ed un pensiero. Abita vicino a casa mia il papà e siamo amici da tanti anni e quindi ho voluto vedere, perché ero incredulo ancora ieri sera, quando l'ho sentito ero incredulo, ma veramente una cosa mi è rimasta qua. Sono veramente commosso anche adesso mentre ne parlo. Ma venire qui oggi e vedere che è come se non fosse successo niente. La gente... Questo mi fa proprio pensare, perché vedere la gente che è ancora qua sul Piave con tutto quello che è successo ieri, cioè lasciate passare qualche giorno, cioè dimenticatevi del Piave per un po'. Dimenticatevi del Piave, è giusta questa osservazione con la richiesta fatta da tutti quelli che abbiamo sentito che appunto dicono lasciate stare, non avvicinatevi, insomma il pericolo c'è e non si può far finta di nulla. Ma prima della morte della bimba di 9 anni a Pederobba c'era stato il 21enne che aveva perso la vita a San Biagio. Il sindaco di Spresiano aveva scritto al prefetto per chiedere proprio un tavolo di confronto sul Piave. Il rappresentante del governo ha risposto che verrà indetta questa riunione entro 10 giorni. Trovare la maniera per poter fare in modo che tutti si possano avvicinare al Piave, ma lo possano fare in piena sicurezza e magari con un po' meno libertà, ma con un po' più di consapevolezza. Aveva annunciato la sua intenzione di coinvolgere la prefettura in un ragionamento complessivo sul Piave già 10 giorni fa il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, all'indomani dell'annegamento a San Biagio di Callalta del 21enne venezuelano Daniel Dennis Navas Reyes, inghiottito dall'acqua del fiume insieme a un amico che è però riuscito a salvarsi. La lettera è inviata al prefetto Angelo Sidoti, data 24 giugno. Il tempo di calendarizzare l'incontro e c'è già un'altra vittima, giovanissima, la piccola Adna Islam di appena 9 anni, in mattinata la telefonata tra Della Pietra e Sidoti. Eravamo entrambi piuttosto provati perché stavamo già predisponendo il tutto, ecco, per questo incontro. Quando è accaduta una nuova tragedia, nessuno avrebbe mai pensato, ecco, che in un tempo così breve avremmo avuto un'altra perdita, per cui è stata una telefonata piuttosto tosta, ecco. La volontà è quella di convocare la riunione la prossima settimana, facendo sedere al tavolo i sindaci dei 22 comuni rivieraschi, regione, provincia, autorità di bacino, forze dell'ordine. Partendo dal dato di fatto, la gente al Piave ci va, balneabilità o meno, da qui la necessità di confrontarsi su come procedere.
Per una gestione concreta del fiume, io non so dire come venga calcolata o meno la balneabilità di un fiume, però ecco, ritengo che se ci fossero delle aree con questa possibilità si dovrebbe investire tutti quanti su queste, in modo tale che non si vada a togliere una risorsa per centinaia di famiglie, ma che si possa fare il tutto in piena sicurezza. Uniformare le regole in vigore nei comuni, vigilare sulle zone maggiormente frequentate, portare avanti campagne informative a cominciare dalle scuole, dove intercettare tutti, anche chi non ha familiarità con il fiume e non sa che rischi corre. Anche per chi è nato sul Piave i rischi non sono mai tutti conosciuti, per cui ecco, è necessario che chi si avvicina a questo fiume lo faccia in maniera responsabile, ma soprattutto in tutta sicurezza. 12.58, Focus TG è con voi dalle 12, ancora mezz'ora da trascorrere insieme. Ci siamo occupati soprattutto di caldo, ma anche di alcune tragedie purtroppo legate a questo meteo certamente al di sopra delle medie, molto al di sopra, da record potremmo dire. Poi insomma il Piave che purtroppo ha creato altre tragedie negli ultimi giorni. Adesso ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo con Focus TG. Sono le 13:01, martedì 1 luglio, Focus TG per farvi compagnia, parlare di attualità e per tornare alla cronaca con quello che è accaduto in un'area residenziale di Conegliano, dove è stato arrestato un 42enne che ha dato fuoco ad alcune sterpaglie proprio a ridosso però di un'area residenziale. È bastato un attimo e le fiamme hanno subito avvolto le sterpaglie in via Monte Peralba, proprio vicino ad un'area residenziale a Conegliano, ad allertare i carabinieri e alcuni cittadini che avevano visto un uomo dare fuoco al terreno incolto, arrestato dai carabinieri in flagranza un 42enne del posto con precedenti di polizia. È stato trovato con 2 accendini in tasca e con un coltello che è stato sequestrato insieme agli accendini. Lui ha dato una motivazione del suo gesto? No, non ha dato nessuna motivazione, chiaramente ha disconosciuto il fatto, non abbiamo idea della motivazione in generale, stiamo verificando perché in quella zona sono stati nei giorni scorsi appiccati altri piccoli incendi, sempre terreni incolti, quindi stiamo verificando se può essere anche lui responsabile oppure se c'è un disegno più largo rispetto a quello che poteva essere invece un gesto compiuto in maniera così repentina e anche isolata. Gli elementi raccolti dagli uomini dell'Arma nell'immediatezza dei fatti hanno consentito di attribuire al soggetto una chiara responsabilità. Ora le indagini sono in corso per verificare se sia lui l'artefice di altri roghi avvenuti in zona. Sono gesti che a volte vengono minimizzati, però con questo caldo, con questo clima e l'attuale situazione anche della vegetazione possono mettere in rischio assolutamente la sicurezza pubblica. L'accusa per l'uomo è quella di incendio boschivo, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. In queste ore i carabinieri stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona ed effettuando approfondimenti su altri episodi incendiari avvenuti nei giorni scorsi. Le distanze vanno prese in modo rispettoso, sintetico, ma chiaro, il patriarca di Venezia che commenta così le polemiche che si sono scatenate intorno al matrimonio di Jeff Bezos che ha scelto Venezia con la sua consorte per celebrare quest'unione e appunto, come sapete, ha anche diviso molto l'opinione pubblica ai veneziani e prende in un certo senso posizione il patriarca Moraglia. Io non sono entrato, anche perché non mi sembra che sia un matrimonio cristiano, no? Nel senso che sia stata una grande manifestazione in cui evidentemente si è espressa una visione culturale. Chi non si ritrova in questa visione culturale può anche prendere le distanze. Credo che sia importante, prenderle nel modo dovuto, rispettoso. A margine di un incontro nel carcere di Santa Maria Maggiore, il patriarca di Venezia ha commentato così le polemiche scoppiate nei giorni scorsi sul matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che dopo
dopo aver celebrato e festeggiato, hanno salutato la laguna alla volta delle coste croate. Mister Amazon però si è detto amareggiato per le polemiche che si sono venute a creare tra proteste e chi parlava di una città svenduta, al contrario di chi invece l'ha vista come un'opportunità. A fare il bilancio di queste giornate anche il prefetto di Venezia Darcopellos. Chi voleva protestare entro le regole l'ha potuto fare, ha dichiarato. Gli ospiti hanno fatto quello che dovevano fare senza preoccupazione e la città non è stata blindata in modo che turisti e residenti abbiano potuto viverla serenamente. Sono stati garantiti i diritti di tutti, ha concluso, favorevoli e contrari, e la città ha fatto una bella figura dimostrando ancora una volta di essere in grado di reggere ogni tipo di evento. Ma all'indomani dell'evento dell'anno che cosa ne pensano i residenti? Per me, che sono veneziana e locale, non è cambiato granché dal punto di vista del fatto che comunque Venezia è una città commerciale, una persona che ha molti soldi ha fatto quello che comunque ha fatto i suoi interessi ed è andato via. Se c'è richiesta c'è offerta, se c'è offerta c'è richiesta, è l'unica cosa che posso dirti. È vero che ha fatto la donazione importante, però il messaggio è: chi è forte e potente si può comprare per 3 giorni una città. A me personalmente non ha dato fastidio, capisco anche magari le critiche da un punto di vista concettuale, però poi nel concreto non c'è stata nessun tipo di interferenza, almeno per quanto mi riguarda. E adesso parliamo di furti con le nuove frontiere dei ladri, con un sopralluogo notturno addirittura a quanto pare effettuato con un drone nella villa di un noto imprenditore a Volpago del Montello. Vediamo. Sono le 4:40 della notte quando nella villa di Emanuele Durante a Volpago del Montello suona l'allarme. L'imprenditore si sveglia di soprassalto e controlla attraverso la videosorveglianza cosa sta succedendo. Visto che abbiamo la videosorveglianza, ho controllato la zona dove è scattato il perimetrale e c'è stata una sorpresa perché mi aspettavo di tutto, invece ho avuto la visita di un drone che ha fatto il giro della casa e siamo molto preoccupati perché cioè, se adesso usano questi metodi per fare dei controlli alle case per poi magari avere più facilità di entrare, è veramente una cosa che ci fa stare male, cioè, di notte diventa difficile adesso dormire. Sul fatto che si tratti di malintenzionati, probabilmente impegnati a fare un sopralluogo per poi entrare a rubare, l'imprenditore titolare della Durema Macchine e Utensili ha pochi dubbi. Vista l'ora, non penso che qualcuno si diverta a mandare in giro il drone a quell'ora lì per guardare cosa. Già si sa che i droni non possono entrare nelle proprietà private, quindi soprattutto di notte mi sembra che sia proprio una visita fatta per poi procedere liberi su accessi che magari vedono. In questo caso io spero di no, perché io mi sono protetto il più possibile e speriamo non arrivano. Durante ha avvisato dell'accaduto carabinieri e polizia locale. La mia intenzione era quella che magari facessero qualche passaggio in più, soprattutto nelle ore notturne, e così anche noi stiamo più tranquilli e quindi magari se sanno che c'è il passaggio dei carabinieri, della polizia, magari qualcuno sta un po' più attento prima di lanciare questi strumenti elettronici. Frontiere veramente ormai sempre più avanzate anche per i malintenzionati. Adesso andiamo a Bassano perché a 5 mesi esatti dalla caduta di intonaci nell'edificio della scuola Pascoli in via Sabbionara è arrivata la decisione sulla sede delle lezioni per il prossimo anno scolastico. Basta una riga e mezzo di circolare per sancire ufficialmente il futuro immediato per alunni, insegnanti e personale della scuola primaria Pascoli. Gentili genitori, si legge nella comunicazione datata 30 giugno, si comunica che dal prossimo anno scolastico i bambini della scuola Pascoli frequenteranno presso l'Istituto Scalabrini. Timbro e firma sono della dirigente scolastica Anna Rita Marchetti. Analoga comunicazione arriva negli stessi minuti anche dal comune di Bassano, che annuncia in una nota la decisione assunta dalla giunta comunale. Si conclude così una querelle accesasi nelle ultime settimane, in cui sono spuntati striscioni di protesta e richiesta di certezza
sciocchezze, risposte verbali del sindaco, un dibattito sull'alternativa tra Scalabrini e Canossiane. Aule e corridoi del Tribunale di Via Marinali sono stati, per metà anno scolastico, una soluzione importante ma provvisoria. L'indisponibilità da settembre in poi degli uffici giudiziari ha portato a cercare velocemente un'alternativa che fosse compatibile col modello educativo montessoriano che alla Pascoli viene applicato. I genitori fin da subito avevano indicato la propria preferenza per gli Scalabrini, mettendosi anche a disposizione per i lavori di ultimazione e pulizia della struttura. L'hanno fatto nei giorni scorsi con una lettera indirizzata al sindaco Nicola Finco, nella quale avevano chiesto un incontro urgente col primo cittadino a nome del gruppo La Voce dei Genitori del Pascoli. Abbiamo lavorato in silenzio, fa sapere il sindaco Finco, con un unico obiettivo: dare una risposta ai nostri bambini. La scelta dell'Istituto Scalabrini è stata valutata attentamente, con l'obiettivo primario di tutelare i bambini e garantire la prosecuzione del progetto didattico montessoriano, fiore all'occhiello dell'offerta educativa non solo cittadina ma sovracomunale. Il Comune di Bassano si farà carico di un canone annuo, utenze comprese, di poco meno di 120.000 euro per un periodo provvisorio di 3 anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. Alunni e insegnanti tornano quindi in Angarano, a non molta distanza dalla vecchia sede e anche a pochi passi dalla direzione scolastica di Via Colombare. La prima campanella è già pronta a squillare. In dotazione da queste ore alla Polizia Locale di Conegliano gli attesi e annunciati 4 taser. Il comando della città del Cima è il primo della marca che se n'è dotato, come avevamo anticipato. È un deterrente per chi vuole delinquere, ma è anche uno strumento a tutela dei nostri agenti, perché oggi più che mai dobbiamo pensare anche alla loro tutela personale e delle loro famiglie. Primo comando di polizia locale in provincia a dotarsene è arrivato a Conegliano il taser. 4 gli strumenti di cui potranno disporre le pattuglie in uscita sul territorio, 20.000 euro la spesa sostenuta dal comune, con gli agenti che hanno seguito un apposito corso di formazione e 2 che sono diventati istruttori a loro volta. Pistola, spray urticante, bastone telescopico, bodycam, ora anche il taser, scariche da 5 secondi per neutralizzare soggetti pericolosi per gli agenti o per i cittadini. E solo il fatto che si estragga il taser, come diceva il comandante oggi, porta nel 90% dei casi al fatto che chi ti trovi davanti smette di compiere l'azione criminale e anzi, per la paura che venga utilizzato il taser contro di lui, si fa ammanettare, si fa portare giustamente in comando. Non è uno storditore elettrico come magari tanti pensano, ma è una pistola a impulsi elettrici, quindi è un'arma che agisce a livello neurologico e va diciamo, a sconnettere il cervello dal comandare i movimenti di una persona, quindi il cervello non comanda più i muscoli, ed ecco, detto proprio in maniera semplice, e quindi ecco che la persona cade per terra ed è più semplice immobilizzarla. Strumenti, nuovo comando in via Maggiore Piovesana, unità cinofila. Negli ultimi 5 anni il comune ha investito molto in sicurezza e, dice il sindaco, i risultati si vedono. I vigili, ribadisce Chies, devono potersi difendere trovandosi di fronte di frequente soggetti da contenere, come il 29enne romeno che proprio nelle ore in cui si presentava il taser si è avventato contro gli agenti all'esterno di un supermercato di Susegana dove stava disturbando i clienti. Non ha voluto farsi identificare, era molto agitato e ha reagito colpendo con uno schiaffo degli spintoni il collega per poi guadagnarsi la fuga. Intercettato, è stato sottoposto a fermo e rinchiuso in camera di sicurezza in attesa delle decisioni del magistrato. Ora il caso Resinovic, accolta la richiesta di incidente probatorio del PM per nuove analisi sui reperti, rigettata invece quella di Visintin, indagato per la morte della moglie, su esami medico-legali volti anche a dipanare le differenze tra le due consulenze, come nel caso della famosa lesione alla vertebra toracica. Lapidarie le parole del GIP, la vertebra era già rotta, come evidenzia la prima TAC eseguita nel gennaio del 2022. La vertebra toracica T2 non è stata rotta dal preparatore anatomico Giacomo Molinari in sede di autopsia. Tale lesione era già emersa al momento della TAC 3 giorni prima, l'8 gennaio 2022. Lo scrive nero su bianco il giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante, rigettando la richiesta di incidente probatorio avanzata dai legali di Sebastiano Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, per eseguire nuovi esami medico-legali sulla salma di Liliana Resinovic. Il GIP invece ha accolto la richiesta di incidente probatorio del pubblico ministero Ilaria
e Iozzi. Si procederà dunque con nuovi esami sui reperti del caso Resinovic, i famosi 15 punti evidenziati dall'accusa. L'udienza è stata fissata per l'8 luglio. Le parole di Molinari, che a mezzo stampa aveva avanzato l'ipotesi di poter essere stato lui a provocare la lesione alla vertebra toracica T2 con una manovra di iperestensione del collo di Liliana durante l'autopsia dell'11 gennaio 2022, erano state ampiamente analizzate dalla nostra emittente durante le trasmissioni di Ring, con tanto di immagine TAC e documentazione della dottoressa Cristina Cattaneo, che invece evidenziavano la lesione già in sede di esame radiologico. Nella consulenza medico-legale precedente a firma del radiologo Cavalli e del dottor Costantinides, quella frattura non era stata rilevata. Nelle motivazioni con le quali il GIP rigetta la richiesta di incidente probatorio degli avvocati di Visintin, volta a far luce sulle differenze fra le due consulenze, viene richiamato proprio lo studio a firma Cattaneo. È escluso che la rottura della vertebra possa essere stata da lui provocata, si legge nel documento, in riferimento a Molinari. Quindi quella lesione non è stata vista durante la lettura della TAC dell'8 gennaio? Comunque ora focus sulla perizia. Verranno svolte indagini sui reperti come gli abiti e i coltelli di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie, il cordino, il materiale trovato sotto le suole delle scarpe di Liliana, il braccialetto col disegno greco, lo spago che teneva legate le chiavi, le formazioni pilifere trovate addosso a Liliana e sui vestiti e ovviamente i sacchi neri. Indagini di natura dattiloscopica, merceologica e genetica. L'incarico per i nuovi esami sarà affidato ai periti, i professori Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi. E adesso ci spostiamo a Trieste perché c'è stato un brutto incidente ieri durante una replica di Allegria. Un trapezzista ha mancato la presa ed è caduto battendo la testa sulla rete di protezione. Un brusco atterraggio nella rete di protezione. Di questo parla la nota ufficiale emessa dal Cirque du Soleil in merito all'incidente che ieri pomeriggio, durante lo spettacolo delle ore 16, ha coinvolto uno degli artisti che fa parte del numero di trapezio volante che chiude Allegria in A New Light. Secondo quanto riporta Trieste Prima, l'artista avrebbe mancato una presa durante un passaggio e sarebbe caduto battendo il capo contro una parte della rete di salvataggio. Lo spettacolo, si legge nella nota, in conformità con i protocolli di risposta alle emergenze che la compagnia ha predisposto, è stato interrotto per portare l'artista nel backstage dove è stato preso in cura dal team medico dello spettacolo. Dopodiché il trapezzista, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni saranno monitorate anche dall'equipe medica del Cirque du Soleil per determinare quando potrà ritornare in scena. Allegria in A New Light continua le rappresentazioni fino al 13 luglio. Lo spettacolo del Cirque du Soleil si appresta a battere i record di affluenza di tutti gli spettacoli dal vivo in Friuli Venezia Giulia. 13:18, ancora un quarto d'ora scarso di Focus TG, prima però breve pausa. Eccoci tornati con Focus TG alle 13:20, è il momento di collegarci con Filippo Fois che con Sandro Ponchio hanno seguito un fatto di cronaca un po' particolare, insomma, perché sia per quanto riguarda le vittime di questi 3 furti in 10 giorni, sia proprio per le modalità. A te Filippo. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono con Anna Brondino, che è la responsabile dell'Emporio della Solidarietà. È una realtà di volontariato veneziana che è stata fondata nel 2019. All'epoca eravate in 4, credo all'inizio, adesso siete quasi 80 volontari. Avete avuto un ruolo sociale importantissimo durante il Covid, durante la crisi del Covid. Oggi segue all'incirca 500 persone, sono più o meno... 135 famiglie. Il numero è oscillante. Il numero è oscillante, però purtroppo in questi ultimi 10 giorni ci sono state ben 3 visite di ladri che hanno rubato cosa? Allora, la prima volta sono andati nel luogo dove distribuiamo la spesa, 10 litri di olio. La seconda volta sono entrati qui dentro e hanno portato via tutto quello che hanno trovato. Tutto quello che hanno trovato. Facciamo vedere un pochino, per esempio questo è il frigorifero in cui si trovano formaggi, yogurt e altro. Tutto i formaggi, yogurt e anche gli affettati che erano confezionati. Questi sono gli yogurt arrivati stamattina e come si vede è vuoto.
Ecco, poi è stata saccheggiata anche la parte qua dei detersivi. Hanno portato via detersivi, hanno portato via un po' di shampoo. Adesso ci spostiamo, andiamo in altri locali qui dell'Emporio e facciamo vedere purtroppo com'è la situazione oggi, questa mattina. Adesso ve la fa vedere Sandro Ponti. Come si vede sono rimasti i fagioli e i piselli, ma qui era tutto pieno di pasta, di passata, di sughi pronti, di riso, di condiriso, di olive, perché d'estate cerchiamo di dare anche qualcosa di un pochino più sfiziosetto alle famiglie, con quello che possiamo. E sì, non c'è più niente. È quantificabile il danno che è stato prodotto da questi 3 raid? Ma io penso almeno 10.000 euro, ma non credo che basteranno per le spese di luglio e di agosto, perché il vero tema è che noi in agosto siamo chiusi, quindi il mese di luglio alle famiglie diamo la spesa con il fresco per luglio e poi la spesa di tutta una serie di cose confezionate, non possiamo dare il fresco perché non dura un mese, per il mese di agosto, perché le persone mangiano anche in agosto, non è che possiamo lasciarle senza cibo. Certo. Quando sono venuti qui sono entrati una delle volte. L'ultima volta che sono venuti, quindi lunedì, hanno rotto con un mattone la finestra, sono entrati, qualcosetta era rimasto, ma hanno portato via tutto quello che era rimasto, tranne i fagioli, si vede che non erano di loro gradimento, non lo so. Senti, è la prima volta che capita una cosa del genere in un banco della solidarietà in Veneto? Sì, in un emporio solidale... Da quello che so io è la prima volta che succede, sì, che portano via tutte queste robe, cioè portare via 3 volte consecutive, questo è il vero dato, ma neanche una volta sola. Chi va a rubare ai poveri? Perché noi aiutiamo le famiglie che sono in difficoltà, quindi vuol dire togliere il cibo a chi è in difficoltà economica. Questo è stato il gesto che ci riempie veramente, ma in prima persona di una rabbia, perché questo è un po' un nostro figlio, io sono una di quelle che ha fondato, quindi... Come è difficile andare avanti, intanto perché mancano. Perché ho la preoccupazione che questa settimana vengono 25 famiglie a fare la spesa. Oggi abbiamo comprato un po' di cose, adesso capiremo come fare. E poi c'è tutto il mese davanti. Quindi sì, dobbiamo tener conto che alcune famiglie vengono anche 2 volte al mese. Perché chi ha tanti figli, abbiamo famiglie che sono per nuclei con 7-8 persone, viene 2 volte a fare la spesa qui. Quindi dovremmo capire, sì, un po' alla volta comprare, ma la mia preoccupazione è continuare a garantire il servizio, perché le persone che vengono qui sono le persone che hanno veramente bisogno. E poi la preoccupazione è che possano tornare ancora i ladri. E poi la preoccupazione è che anche qualora noi compriamo, ritornano i ladri e ricominciamo di nuovo la solfa. Quindi questa è la vera e l'incolumità dei nostri volontari anche, perché sono venuti qui la seconda volta tra le 3:15 e le 3:40 del pomeriggio. Quindi vuol dire che anche in pieno giorno la gente non ha nessun tipo di scrupolo. Come si fa ad aiutarvi? Allora ci sono 2 modi: o si porta una spesa. Ricordiamo che siamo a Sant'Alvise, qui in Sestiere di Cannareggio 3144. O si porta, comunque se si digita Emporio della Solidarietà di Venezia, su Google viene fuori l'indirizzo anche con la mappa. Quindi o si può portare una spesa, quello che si vuole, va bene tutto perché gli scaffali sono vuoti, quindi quello che si vuole. E la segretaria è qui dalle 9 a mezzogiorno, dal lunedì al venerdì. Oppure possiamo dare un IBAN, che adesso non lo so a memoria ovviamente, ma lo possiamo magari far passare, dove anche 10 euro va bene, nel senso che abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti in questo momento. E ringrazio anche tutte le persone che ci sono state vicine, perché le telefonate di solidarietà sono state tante. Vero è che però solo con la solidarietà non si mangia, per cui ringraziamo di cuore tutti quanti, ringraziamo anche il Comune che ci dà questi luoghi, la Regione che ci aiuta ogni anno con le sovvenzioni in questo bellissimo progetto che è l'Emporio, e tutte le persone che ci aiutano ogni giorno, i volontari che donano il cuore qui dentro. Siamo tanto amareggiati, però tanto. Ed è comprensibile perfettamente, oltre naturalmente allo sdegno per un gesto che è veramente inqualificabile. Io direi che per ora da Venezia è tutto, ringraziamo Anna Brondino, naturalmente in bocca al lupo a lei e a tutti i volontari. Grazie. E purtroppo dobbiamo farlo anche a tutte le famiglie che adesso dovranno cercare di far quadrare il pranzo con la cena. La linea può tornare allo studio. Grazie a Filippo Fois e a Sandro Ponchio, grazie per questa finestra purtroppo su una situazione davvero incresciosa. Con la solidarietà
non si mangia, ma noi la esprimiamo comunque tutta a queste persone così in gamba e così vicine a chi ha bisogno. Dalle nebbie della storia emerge la piastrina del soldato Emilio Pellizzari, classe 1923, che è stata ritrovata vicino a Pisa e nella Pedemontana scatta la caccia ai familiari. Vediamo cos'è. Una piastrina militare, un'associazione di ricercatori che ci sanno fare con il metal detector, un nome che affiora dalle nebbie del tempo e un mistero da risolvere. Parte da qui il percorso che potrebbe portare alla soluzione di un enigma che arriva direttamente dalla Seconda Guerra Mondiale. Risale infatti a quel periodo una piastrina di riconoscimento militare trovata in provincia di Pisa dai volontari delle associazioni Metal Detector Emilia Romagna e SOS Metal Detector Nazionale durante un'attività di tutela ambientale con un gruppo di studenti. Dalla terra, nelle vicinanze di un'area destinata durante l'ultimo conflitto globale a campo di prigionia, è spuntata una piastrina con un nome, un cognome e un codice identificativo. Apparteneva a Emilio Pellizzari, classe 1923, figlio di Giuseppe Pellizzari e Cristina Moretto. I ricercatori sono risaliti al comune di provenienza del soldato, che risulta essere nato a San Zenone degli Ezzelini, e del fatto è già stato informato il sindaco Fabio Marin. Anche i comuni limitrofi sono stati interessati dalla ricerca per fare in modo di risalire alla storia di Pellizzari. Al momento, infatti, non si sa neppure se sia morto in guerra oppure in prigionia o se sia tornato ai suoi cari per vivere la sua vita dopo gli orrori del conflitto. Le associazioni hanno pubblicato anche sui social la vicenda, chiedendo alla rete di amplificarne la portata per tentare ogni strada per restituire identità a un nome, onorarne la memoria e ricostruirne la storia, per poter scrivere il finale più bello in ogni caso, quello del ritorno a casa. 13:29, grazie a Ferdinando Garavello per questo servizio. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Focus TG. Vi ricordo però gli ospiti di questa sera che saranno in studio a Focus a partire dalle 21:15 per parlare di attualità. Avremo Alessandro Benigno, Gianluca De Stefani, Stefano Pelloni, Paola Roma, Stefano Valdegamberi, Marco Zabai e Matteo Zuccol, che appunto affronteranno i temi di attualità. Ringrazio Francesca Pez e Andrea Basso in regia, che mi hanno supportato e sopportato anche per oggi. Grazie a voi che ci avete seguito, buon pomeriggio, rimanete naturalmente su Rete Veneta, poi torniamo con tutti i nostri notiziari.